Vi parleremo di biologico quest'oggi, ma non soltanto di questo, se volete anche di meloni e melanzane, ma poi dopo andremo come sempre ad affrontare i temi dei consumatori. Per chiudere al Parco del Pontoncello saremo tra le province di Verona e di Padova. Sigla. Bene, allora abbiamo detto di essere ad Angiari in provincia di Verona, nella Bassa Veronese, abbiamo detto che vi parleremo di biologico e allora abbiamo qui il vicepresidente di Aveprobi, dopo il coordinatore regionale ci spiegherà meglio cos'è Aveprobi, ma certamente è l'associazione veneta dei produttori del biologico. E però qui, questa bella azienda, che cosa produce? In questa azienda si produce mele, pere, pesche, un po' di ciliegie, un po' di kiwi e poi seminativi con una rotazione, quindi mais, soia e frumento. Qual è la difficoltà di produrre in biologico? Eh, le difficoltà che vengono fuori sui seminativi sono la gestione delle malerbe, Ovvero le infestanti. le infestanti, insomma, voi sapete non possiamo fare diserbanti. Per quanto riguarda le mele, purtroppo tutto è legato alla presenza di insetti che non si riescono a controllare, tipo il verme delle mele, che è quello che proprio ci bastona di più, insomma. Sul biologico vengono anche erogati dei fondi perché certificare il biologico deve essere certificato biologico, se no non è biologico, tanto per essere chiari, e costaci fare questa certificazione. Sì, i fondi sono quelli del piano di sviluppo rurale, la misura 214C, nel caso della mia azienda diciamo come si dice, la soluzione, cioè biologico. Caro coordinatore regionale di Aveprobi, cos'è Aveprobi? Allora, Aveprobi, ripetiamo, Associazione Veneta Produttori Biologici e Biodinamici, è l'associazione di produttori bio del Veneto, si occupa di rappresentare i produttori e quindi dei rapporti con le istituzioni, quindi con la regione innanzitutto, e poi attraverso anche il piano di sviluppo rurale, la misura 133, facciamo promozione sul territorio nazionale e non solo. Certo, allora detto questo ci fa piacere anche perché, e ringraziamo allora qui l'azienda agricola Melotto, Sante Giovanni e Aveprobi, tutti quanti. Allora siamo entrati, ecco, se volete, nel discorso dei consumatori. Voi sapete che Tiratera si interessa anche di questi temi, adesso allora quindi l'agenda PSR e poi dopo andiamo a parlare di temi dei consumatori. Continua l'impegno per lo sviluppo locale. Per l'approccio leader il nuovo PSR Veneto prevede 74 milioni di euro. 143 domande per oltre 40 milioni di euro di aiuti richiesti per la misura 123 dedicata all'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli. Il 30 settembre le graduatorie di AVEPA. 11 incontri e oltre 2000 partecipanti. Sono i numeri della partecipazione del partenariato alla definizione del nuovo PSR Veneto 2014-2020. Tutte le informazioni su piave.veneto.it. Amiche e amici di Tiratera, eccoci giunti all'appuntamento dedicato alla tutela dei consumatori. Come vedete alle nostre spalle c'è un aeroporto e quindi parliamo di voli, in modo particolare parliamo di biglietti aerei comprati online. Lo faccio con il presidente Adiconsum di Verona, Davide Cecchinato, ben ritrovato. Allora, io mi metto davanti a internet, acquisto da un sito piuttosto che da una compagnia un biglietto aereo, secondo me molto conveniente. Alla fine però della trafila, dopo la quarta e la quinta pagina, scopro che, ahimè, il costo iniziale è triplicato. È così? Certo. Succede spesso? Succede spesso, è una pratica commerciale scorretta, più volte sanzionata dall'autorità garante per la concorrenza e il mercato, perché il consumatore deve essere informato sin dall'inizio sul costo totale effettivo del servizio. Quindi non è possibile, è illegittimo dire che un servizio costa 10 e poi scoprire alla fine della transazione che quell'importo è aumentato anche a volte di importi notevoli.
Perché ci abbiamo aggiunto il bagaglio, perché ci abbiamo aggiunto l'assicurazione, perché ci abbiamo aggiunto un sacco di cose che inizialmente non ci vengono elencate. Non solo questo, ma anche ad esempio le commissioni per il pagamento con le carte di credito classiche. Se non si tratta di uno strumento di pagamento patrocinato o emesso dalla stessa compagnia, a volte vengono emesse delle commissioni ulteriori. Non sono pratiche vietate, è vietato non informare il consumatore sin dall'inizio sull'applicazione di questi prezzi. Noi con la nostra campagna I diritti in valigia vogliamo informare i consumatori perché siano coscienti ed evitargli brutte sorprese. Invece io ho acquistato un biglietto, ho fatto un affare, però arrivo qui e scopro che siamo in overbooking, non mi fanno salire. È successo. È successo, anche in questo caso ci sono una serie di diritti che il consumatore ha. Il primo è quello di informativa, cioè la compagnia aerea deve rendere un'informazione ben specifica al consumatore di quali sono i suoi diritti, meglio se per iscritto, deve garantirgli una serie di assistenza e soprattutto in ipotesi di cancellazione del volo ha il diritto anche al rimborso. Io mi fermo qui, non vado in volo, passo la linea al nostro Mimmo Vita e quando ci ritroveremo, al termine della trasmissione, vi porterò a scoprire un'altra bellezza del nostro Veneto, i parchi naturali. Bene, allora scendiamo dagli aerei, se così si può dire, e restiamo qui a terra perché siamo venuti perché abbiamo bisogno un po' di verde, abbiamo bisogno un po' di ombra e quindi siamo venuti in bosco, ma non fatevi trarre in inganno perché noi ci troviamo in un'area veramente molto aperta, siamo a Santa Margherita d'Adige, l'Adige è qua vicino, provincia di Padova, e siamo con Adriano Veronese che però di mestiere ha questa bella azienda che si chiama Fattoria del Sole col fratello Renato e voi coltivate orticole sostanzialmente. Sostanzialmente sì, il grosso della produzione sono culture orticole. E perché siamo venuti in bosco? Perché la nostra azienda ha un amore per la natura e ha voluto fare anche nel suo territorio, nel suo terreno, nelle sue proprietà, diciamo, un po' di area verde. Ecco, questo però l'avete fatto anche con grande lungimiranza, però approfittando a suo tempo, nel 1999, di alcune... Il regolamento 2080 della Regione Veneto, in collaborazione credo con la Comunità Europea, ci ha dato questa possibilità e noi l'abbiamo sfruttata, insomma. Però voi avete anche sfruttato altre occasioni sul programma di sviluppo rurale? Sì, abbiamo fatto delle siepi che sono rimaste e sono adesso belle alte e servono per rompere un po' la monotonia di questo paesaggio, di questa agricoltura industrializzata che è stata, diciamo, i nostri genitori hanno passato una vita a togliere gli alberi. E noi adesso stiamo passando a rimetterne un pochini. Abbiamo acquistato parecchie macchine con il piano di sviluppo, abbiamo anche ammodernato la nostra azienda, abbiamo fatto dei magazzini, ristrutturato degli altri magazzini, comprato le celle frigorifere, tutto quello che ci ha consentito di essere, anche se non del tutto ancora, abbastanza competitivi. Allora grazie ad Adriano Veronese, grazie alla Fattoria del Sole. Vi avevo promesso che saremmo andati al Parco del Pontoncello, vi spiega tutto Claudio De Stefani. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccomi, come promesso, alla parte conclusiva della nostra trasmissione. Mi sono spostato a San Giovanni Lupatoto. Lui è Roberto Facci, che rappresenta il Circolo Lega Ambiente di San Giovanni Lupatoto. Non ho capito, tutti gli appuntamenti che mi potevi dare con la bici? Con la bici, perché il parco è un parco considerevole che si estende su ben 3 comuni, Zevio, San Giovanni Lupatoto, e vedremo poi dall'altra parte del fiume Adige anche il territorio di San Martino Brunebergo. Calma, tutta in bici? No, adesso finalmente potrai dare un po' di sollievo, giusto? E potremo accomodarci anche per scendere, proprio per entrare nel bosco. Perché mi pare una buona idea. Mettiamo giù le bici. Roberto, sai che mi si addice di più la passeggiata che la bicicletta? È molto meglio una passeggiata per poter proprio valutare e gustare fino in fondo la ricchezza dei posti che stiamo attraversando. Anche perché vedo che qui di piste, insomma, a parte quelle ciclabili, anche chi va a piedi, insomma, ne ha.
Certo, ma passano anche parecchie ipovie con i cavalli, per cui è un percorso che ormai ha una frequentazione differenziata e tutti gli amanti della natura un po' del Veronese, di questa parte del Veronese, amano molto venire a passare qualche minuto qui. Senti, quanto è grande questo parco? Grosso modo sono circa 350.000 metri quadrati, suddivisi in 3 parti grosso modo uguali, con però delle tipologie diverse. Nel Vale a senso dire? che la parte di là del fiume, quella di San Martino Buonoalbergo, ha un tipo di alberazione ancora tutto sommato recente, è ancora diciamo in formazione, mentre le parti di San Giovanni Lupatoto, come vedete alle mie spalle, oppure di fronte alla parte di Zevio, invece offrono proprio un'idea dello spaccato di un bosco ormai che comincia ad avere la sua età e che quindi ha delle caratteristiche di importanza e imponenza che insomma le immagini parlano da sole. A proposito di anni, quanti ne ha questo parco? Ha circa 60 anni, è stato originato dalla realizzazione della diga Sava nella seconda metà degli anni 50, quindi ha tutte le caratteristiche di un bosco giovane caratterizzato dalla presenza delle piante ad alto fusto come i salici, come gli ontani, come i pioppi soprattutto che adesso lo stanno colonizzando. Amici, io ringrazio il nostro Roberto Facci, vi ricordo del Circolo Legambiente di San Giovanni Lupatoto, dal Parco di Pontoncello è tutto, ci fermiamo qui, salutiamo Mimmo Vita che ha condotto con me Tiraterra e naturalmente tutti quanti voi che l'avete seguita. Al prossimo appuntamento.